Ivano, allora con Ivano Trotta qui ancora da Taverna 69. Ivano, tu hai vinto il campionato sia in C1 sia in Serie B col Napoli, che ricordi hai di quegli anni? Ma ricordi bellissimi perché sono venuto in un momento diciamo particolare del calcio Napoli che era un po' la rinascita e ho fatto quei 6 mesi di Serie C dove abbiamo vinto subito il campionato che diciamo era un po' nei programmi ampi della società, mentre l'anno dopo magari il Napoli si era dato un paio d'anni per tornare in Serie A, invece siamo stati bravi e fortunati a riuscirci il primo anno, quindi devo dire è stato un anno e mezzo intenso che porto nel cuore. Ivano, quando hai militato nel campionato di Serie B c'erano anche Genova, Juventus, quindi squadre blasonate e soprattutto dei grandi campioni come Del Piero, Buffon. Hai mai avuto un timore referenziale nei riguardi di questi nomi? Ma timore no, però sicuramente grande ammirazione, grande voglia di confrontarsi con questi campioni. Abbiamo avuto la fortuna che quell'anno la Juve ha dato lustro a quel campionato di Serie B, sono contento di esserci insieme al Napoli e soprattutto di aver conquistato la Serie A insieme a squadre così importanti. Ivano, correggimi se sbaglio, tu hai anche allenato squadre di calcio dilettantistico, dico bene? Sì, sì, sono un allenatore tuttora, adesso dei ragazzi, diciamo, quando ho smesso è stata subito una passione quella di poter fare l'allenatore e poter trasmettere ai ragazzi quello che è stato un po' la mia vita da calciatore. Ecco Ivano, proprio a tal riguardo, secondo te è auspicabile, ma è possibile, accadrà mai che squadre di calcio dilettantistico possano essere le cosiddette squadre satelliti, perché no, di squadre come il Napoli, come la Juve? Più che altro è un'aspirazione perché purtroppo il calcio di oggi è abbastanza cambiato, ci sono molte squadre importanti che hanno l'esigenza di vincere subito e guardano spesso all'estero ragazzi già pronti, c'è un po' meno di pazienza per aspettare che crescano i ragazzi qua in Italia. Io spero che qualcosa possa cambiare perché sarebbe bello che anche nei dilettanti ci sia l'aspirazione di arrivare nel calcio che conta. Soprattutto poi tu nel tuo esordio in carriera hai avuto anche la maglia della Juve oltre quella del Napoli. Pensi che tra queste due squadre ci potrà mai essere una sana competizione sportiva? Non credo, non credo perché comunque alla Juve sono andato da ragazzino, però ho avuto anche la possibilità di esordire in Serie A, in Champions con la Juve, quindi bei ricordi. Il Napoli mi ha dato delle emozioni indescrivibili, però non credo che siano mai due realtà che possano andare d'accordo. Per concludere, che emozione hai provato in quel gol contro il Frosinone, che è stato il gol della svolta, ce lo puoi raccontare? Ma ripeto, lì per lì è stata un'emozione incredibile. Come hai detto te è stato un gol della svolta perché era un momento particolare del campionato e il Genova aveva perso a Torino con la Juve e ci ha permesso di andare secondo in classifica. Però sono contento di averlo fatto, soprattutto per l'importanza e anche la bellezza del gol. E tutt'oggi mi ricordano dopo tanti anni i tifosi napoletani per quel gol, quindi mi chiedo sempre ma se non avessi fatto quel gol probabilmente oggi mi ricordavano un po' meno, però ripeto qualsiasi cosa che fai con quella maglia, con questa maglia la sento tuttora addosso, chiaramente è qualcosa di eclatante che nessuna piazza ti dà e poi io dico sempre rimarrò a Napoli legato per sempre perché nel 2006 mentre noi vinciamo il campionato nasceva mio figlio, il mio unico figlio Alessandro e quindi penso che sia legata a un ricordo troppo importante della mia vita, tifa Napoli e napoletano, quindi ne sono orgoglioso. Per concludere, Ivano, c'è un aneddoto in particolare che non dimenticherai mai che ti è accaduto qui a Napoli? Ma l'aneddoto qui a Napoli era tutti i giorni, perché ogni volta che uscivo di casa mi succedeva qualcosa di diverso che era destinato a rimanere nel cuore, quindi mi hanno regalato tanta gioia, ho detto penso di aver dato qualcosa sicuramente a Napoli, ma è molto di più quello che ho ricevuto io dai napoletani. Grazie mille, Ivano Trotta. Grazie a voi.